Bentornati a un nuovo appuntamento con le previsioni meteo. In questa giornata di venerdì un fronte temporalesco è riuscito a raggiungere le pianure centrali del Veneto, portando grandinate di medio-grosse dimensioni, addirittura fino a 5 cm di diametro nel veneziano. Piccole grandinate anche sulle medio pianure del Vicentino e sui monti. Adesso l'alta pressione di origine azzorriana continua a portare stabilità atmosferica, temperature di caldo sopportabili tra i 30 e i 33 gradi in pianura, valori quindi leggermente sopra la media del periodo, se non leggermente sotto invece nel sud Italia. Stabilità meteorologica invece con qualche nube sui monti, ma innocua, mentre a partire dalla giornata di martedì arriva una perturbazione che attraverserà parte del nord Italia, coinvolgendo Lombardia, Triveneto e Emilia Romagna, con fenomeni di forte intensità. Sotto media quindi torneranno le temperature a partire dalla serata di martedì e la giornata di mercoledì. Un impulso instabile che scivolerà verso i Balcani, lasciando quindi instabilità temporalesca fin sulle pianure del Veneto e Friuli Venezia Giulia, anche parte della Lombardia. Mercoledì qualche breve rovescio sui monti. Da giovedì invece transiterà una perturbazione più decisa che porterà forte maltempo a nord, temporali nubifragi e grandinate su gran parte del nord Italia, soprattutto al nord-ovest in questo caso. Notiamo quindi come l'alta pressione azzorriana nel corso dei prossimi giorni lascerà spazio a questa perturbazione molto veloce, con temporali sparsi martedì, variabilità mercoledì e giovedì, con seguito al transito di questo forte nucleo instabile, portando forti piogge e maltempo su gran parte del nord Italia, poi spingendosi verso il centro-sud nella giornata di sabato e domenica 2 luglio. Ma per maggiori dettagli consultate i prossimi aggiornamenti, essendo una tendenza ancora molto incerta.